Operazione sorpasso fallita per l'Acragas del tecnico Totovullo che contro la vice capolista Canicattì raccoglie un pari che serve ben poco. Una gara combattuta, affrontata da entrambe le squadre con parecchia determinazione, ma senza tuttavia riuscire ad impensierire i rispettivi guardiapali, che hanno svolto un semplice lavoro di ordinaria amministrazione. Più pericoloso l'Acragas, che ha colpito una traversa piena con cipolla, ha avuto annullato un gol di Gambino per presunto fuorigioco e negato un calcio di rigore per un Mani giudicato involontario dall'arbitro. Di contro un Canicattì che ha attuato un costante pressing, non disdegnando di andare pericolosamente in contropiede, e che ha sfiorato un paio di volte la rete del vantaggio. Al nono minuto, pressato Gambino da un avversario, spedisce il pallone oltre la traversa. E tante le proteste per un'eventuale assegnazione del penalty, ma l'arbitro sorvola. Al 15° capovolgimento di fronte del Canicattì, con Iezzi che in contropiede riesce ad entrare in area di rigore Agrigentine e di esterno destro sfiora il palo alla sinistra di Paterniti. Al 29° Acraga si avvicina alla rete dell'1-0 con Cipolla, che sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa, ma è sfortunato perché la sfera sfiora la traversa ed esce fuori. Un minuto dopo, gol annullato a Gambino per fuorigioco. Nella ripresa al 62° un colpo di testa di Gambino termina sul braccio di un difensore canecattinese. Si grida nuovamente al penalty, ma l'arbitro anche stavolta è irremovibile. Al 70° l'Acragas batte un calcio di punizione in piena area biancarossa, sbuca Cipolla che colpisce la traversa piena. Poi viene espulso Danilo Greco del Canicattì per doppio giallo. In inferiorità numerica il Canicattì non si disunisce, riesce a contenere gli attacchi dell'Acragas e a portarsi a casa un pari utilissimo per la propria classifica. Per l'Acragas si tratta dell'ennesimo pareggio che serve solo a mantenere l'imbattibilità stagionale. Non cambia molto la classifica generale dopo i risultati maturati in questa 21ª giornata. Sia il Dattilo che le dirette inseguitrici, Canicattì ed Acragas, lasciano invariate le distanze tra di loro. In quarta posizione, a 6 punti dall'Acragas, c'è sempre la San Gatardese che, vincendo sul campo del Don Carlo Misilmeri, ha ridotto le distanze. Per quanto riguarda la Pro Favara, la squadra di Giovanni Falsone perde nell'anticipo del sabato sul campo del CUS Palermo. Chi vince senza colpo fierire è invece il Geraci, che ha atteso inutilmente l'arrivo della squadra ospite, vale a dire la Cefaledium. Prima di parlare della partita vorrei parlare di alcune presenze molto significative sugli spalti. Abbiamo rivisto l'ex presidente Silvia Lessi, Angelo Vella. Era una semplice curiosità o la loro presenza significa qualcosa? Silvio è vicino all'Acragas, perché se voi notate nella maglietta, alla parte di dietro, c'era il logo della sua azienda, quindi comunque è vicino. Penso che Angelo Vella sia venuto per vedere la partita, comunque è sempre, come dire, una persona che ha l'Acragas nel cuore, per cui indubbiamente, visto il big match, è venuto. Ci fa piacere che comunque sia ritornato all'Essereto, come sono venuti anche dei procuratori importanti, c'era Pippo Accardi, c'era Infantino che è venuto a vedere la partita. Dico, c'erano diverse personalità, Pasquale Borsellino, quindi è una partita che ha richiamato tanto pubblico e mi fa piacere che sono venuti, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Ecco, rientriamo un attimo nella partita. Partita deludente, ma molto combattuta. Risultato secondo te? Bene, assolutamente, non ho visto quella voglia di vincere che doveva connotare tutti i giocatori, tranne qualcuno. Voglio elogiare su tutti Cipolla, non perché ha preso la traversa, ma perché incarna perfettamente quello che è la mia idea di calcio, ma molti altri giocatori sinceramente mi hanno deluso perché, ripeto, mi aspettavo sotto il profilo della consistenza agonistica alla gara un approccio più importante, più determinato, più grintoso e non lo so, forse questa squadra è così, non possiamo farci niente, è una specie di elettrocardiogramma piatto, non risponde alle sollecitazioni, le abbiamo provate tutte, adesso cominceremo a prendere qualche provvedimento, così come non mi sono piaciute alcune scelte perché
bravura di Pippo Romano, per carità, però nessuno si è accorto che l'Acagas era in superiorità numerica, e questo dobbiamo recitare un mea culpa. Così come anche la sostituzione di Lara è arrivata tardi, quando tutti ci accorgevamo la tribuna, uno che era in difficoltà e due che era infortunato. Meno male che Angelo Caronia non ci ha punito, perché Angelo è un giocatore abbastanza forte, e quindi poi anche l'entrata di Sant'Angelo, se devi vincere la partita devi metterlo prima. Ci sono delle cose che non mi sono assolutamente piaciute e non le mando a dire, le dico direttamente, perché non ho mai avuto peli sulla lingua, figuriamoci oggi, quindi sono molto arrabbiato, perché era un'occasione per tentare il sorpasso al Canicattino. Ognuno guarda a casa propria. Io, per quanto mi riguarda, siamo stati un po' penalizzati da alcune situazioni, da alcune decisioni. Non me lamento della partita, perché questo è il calcio, ci aspettiamo sempre partite così robuste, due squadre che ti contendono punti importanti. Grandissimo rispetto per chi ha giocato e per tutti coloro che sono stati in campo, sono stati giocatori veramente incommiabili, hanno giocato veramente tutto e quello che avevano, sia quelle di casa che quelle fuori casa, cioè Canicattì e Acagas, si sono veramente contesi tutto. Probabilmente qualche decisione ci ha dato fastidio, però ci può stare, quindi il risultato non è gradito, ma dobbiamo accettarlo, perché alla fine ha detto la verità.